Ciao ragazzi, stamattina ho avuto veramente un'enorme difficoltà a connettermi con il mondo esterno. Oggi facevo tutte le cose al contrario. Pensate che parlavamo io e mia figlia del più e del meno mentre andavamo a scuola e a un certo punto io gli volevo dare un consiglio, ho detto ricordati che l'albero non cade mai vicino alla mela. Che lei mi fa giustamente, a piccerella a me, ma non è tutto il contrario, non è a mela che a da care vicino all'albero. Vabbè ragazzi, ma non è colpa mia però. La colpa, sapete di chi è? È delle giornate corte, perché da quando abbiamo cambiato l'orario, io non lo so se succede solo a me o capita pure a voi. Ma io a sera mi metto a letto, metto a capo con il cuscino, stoppa i problemi, stoppa gli impegni, finalmente, dico, ma pare, chissà quanto tempo mai sta a riposare. Cioè, in da niente, oggi in da niente si fanno 6. In da niente si fanno 6, ma già solo sono nata a voto. Questo problema si deve risolvere, io sono da provvedimento. La giornata dovrebbe essere un po' più lunga, secondo me, e io non credo solo per me, perché veramente qua le cose da fare sono assai, pensate che ieri, ragazzi, vi devo raccontare questa cosa che mi è successa ieri. Ieri praticamente ero carica di spesa, di borse, lo sapete, noi donne scendiamo, non abbiamo accattato niente, non abbiamo accattato mai niente, poi ci ritiriamo sempre carica. E chiave la macchina, e chiave la casa, comunque non si capiva niente, vabbè, all'improvviso il cellulare ha fatto un volo, voglio è caduto per terra, morto, spento lo schermo, non si capiva più come rianimarlo. Ha detto, secondo me ci vuole l'ambulanza perché non, veramente ero disperata perché, vabbè, lo sapete, come facciamo senza cellulare? Teniamo tutto sul cellulare. Niente, voglio poi fortunatamente si è rianimato, mo sta funzionando perché vabbè sto facendo il video ovviamente, però mi è successo già un paio di volte questa cosa, ma no, speriamo che non mi inizierà a dare problemi il cellulare perché sinceramente in questo momento non sono preparata, pronta a comprare un nuovo cellulare, che ci affezionammo, io mi sono affezionata, quindi mo sarebbe veramente un dispiacere per me. Ragazzi, comunque, infine vi voglio ricordare di andare a visitare il canale Urbex Puglia su YouTube. Voglio, ieri abbiamo pubblicato un video pazzesco, dovete andarlo a vedere per forza. Vi consiglio anche di iscrivervi perché è veramente un bellissimo canale. Voglio, se vi trovate, iscrivetevi pure a quando ci va, e voglio, e come riga sempre, quando ci va, ci va.